Alta pressione. Alta pressione. Andiamo di nuovo a fare delle interviste alle persone, questa volta un po' miste qui a Sassari, per vedere se conoscono la razza Pitbull e se la legge Sirchia sta funzionando. Alta pressione. Alta pressione. Andiamo, seguitemi. Allora, vediamo i ragazzi quanto sono informati sulla legge Sirchia e quanto sono informati sul Pitbull. Ti faccio vedere 5 cani diversi. Tu scegli un cane e descrivimelo col Pitbull. Dai, veloce, veloce. E vedere qual è il Pitbull. Ma questo è il numero 3. Sicuro? E guarda anche le altre. Ah no, È il 4. Gio, È il aspetta. 4. Alta pressione. O il 4 o il 3. Il 4. Secondo me è il 4. Allora, secondo uno è il 4. Secondo me è il 3. Secondo lui il 3. Bene, sicuri? Sì, sì. La legge Sirchia la conoscete? No. Va bene, allora vi dico di andare su internet a cercare la legge Sirchia. Io la È un po' conosco. particolare. Bene, abbiamo visto il numero 3 e il numero 4. Semplice. Tra questi 5 cani mi dovete riconoscere qual è il Pitbull. A voi. Leggete, guardate voi. No? Sì, forse. Questo. Sicure? Sì. Bene, hanno scelto il numero 4. Grazie. Alta Dai, vai, pressione. prova. Alta pressione. Mi piacciono le facce. Questo. Sicura? Sì. Il numero 4 ha detto. Alta pressione. Ciao. Allora, conosci il Pitbull in base alle leggi che hanno fatto e i casini che hanno fatto. Sai riconoscerlo se ti faccio vedere 5 fotografie? Proviamo. Alta Vai. pressione. No. No. Direi di sì. Alta pressione. Sì. No. Quindi hai riconosciuto il numero 4 e il numero C, il numero 3 e il numero 4. Sei informato sulla legge sì, No. che prevede il fatto dell'utilizzo dei guinzagli in un certo modo, il cani potenzialmente pericolosi in base a quello che dicono loro? No, ben poco. Non ancora. C'è un cane molto innocuo. Senti, anche lui dovrebbe in teoria portare la museruola secondo il suo punto di vista. Noi ti invitiamo di andare a vedere su internet la legge Sirchia e poi di farne una valutazione. Ok, Grazie. prego. Alta pressione. Una domanda a un amico. Antonio, ti faccio vedere 5 fotografie. Di queste 5 fotografie, in base alle leggi, in base alle informazioni giornalistiche di stampa, eccetera, sai riconoscere il Pitbull? Vediamo, ci provo. Alta pressione. Beh, questo non è sicuramente. Questo non è sicuramente. Allora, Difficile. Alta pressione. beh, io sono un po', come dire, indeciso tra questi due. Quindi scegliene uno. Quindi ne scelgo uno, il 5. Il numero 5 ha detto Antonio. Bene, Antonio, sai qualcosa sulla legge Sirchia? Riguardo, no, non lo Riguardo so. agli animali? No, no. Allora ti invitiamo ad andare su internet a vedere la legge Sirchia e poi ne riparleremo in seguito. Ok. Va bene, grazie. Grazie a Ciao. voi. Buona giornata. Ciao. I 2 cognolini, ma anche dalla proprietaria, gli chiediamo giustamente, tra questi 5 cani, e in base alle informazioni di stampa e televisione, sa riconoscerli? Tutti i cani o Il solo Pitbull. questo? Alta pressione. Questo? E questo ho qualche dubbio. Il 3 e il 4. Questo è il... Ah, questo sì. Questo è un terrier. Ma è il dogo argentino. E questo no. No, quindi il numero? 3. Perfetto, ha riconosciuto il numero 3. Per quanto riguarda il Pitbull e la legge Sirchia, non si è capito moltissimo. Effettivamente il Pitbull è un po' in giro, però Alta Pressione continua con una domanda particolare. Che cos'è il topo di Praga? Non proprio a me, non lo so cosa significa. Cosa pensi che sia? Non lo so, non ho idea. Chi conosci? Topo di Praga? Non lo so, non lo conosco, non so neanche cosa Topo sia. Gigio?
Topo Gigio sì. Topo di Praga? Non lo conosco, non li prende da vicino, Tipo il Chihuahua, il Tipo? pincher. Non è come Topo Gigio, no? No, È un cane. è un cane. Per te? È un gatto. È un gatto. Gatto di Stoccolma. Gatto di Stoccolma, descrivilo. È il cane di quello che ci avvicina a casa. C'è nel palazzo di Nicola. È un cane e un gatto. È un cane. Ah, ho capito qual è. Cioè come Mototopo e Autogatto, Ho capito qual è adesso. più o meno. Vabbè. Ok. Descrivici questo gatto, dai. Allora, siccome c'è il topo di Praga, Ah. c'è il gatto di Stoccolma È il gatto di Stoccolma con me. e poi tipo il topo di Praga suonando come un gatto. È come miagola. E boh. Secondo te come miagola? Il gatto italiano miagola fa miau. E il gatto di Stoccolma? Come fa? Come parlano A Stoccolma? a Stoccolma? E come parleranno a Stoccolma? Non lo ricordo. E invece il topo di Praga che dici che è un cane come fa? Abbaia. E come abbaia? Come i cani. E come abbaiano i cani? Come i cani normali. E abbaia, fammi sentire. Bau. Bau. No. Bau? Diverso. Bau no. No. Diverso come lo fanno i cani. E come lo fanno i cani? Come fanno i cani? Prova. Così. È piccolino, è più piccolo del nostro, con gli occhi grandi. Quindi il vostro è un pincher. È un pincher con un incrocio con un bassotto. Ah, un pincher è un bassotto, quindi un bass pincher. Sì. Me lo descrive anche, non so, magari come pensa che abbaia un topo di Praga? Non glielo so dire, guardi, ne passano tanti qua. Topi di Praga, però no. È un topo che suona, perché a Praga Suona, no? sono nati Le diversi palle di musicisti Mozart. famosi. Tipo Mozart. Si vendono le palle di Mozart. Si vendono le palle di Mozart. Che Mozart è nato a Vienna, tra l'altro. Sono cioccolatini. Sì, sono cioccolatini, sì. Le palle di... Cioè, allora, Topo di Praga è un siamo topo di arrivati a Praga è un Mozart. topo che vive a Praga, pontegana. che mangia le palle di Mozart. Di Mozart, Che sono- di che sono cioccolatini, cioccolato, sì. ok. Tondi. Ed è, abbiamo detto amaranto di colore, giusto? Sì, di colore amaranto. Bordeaux, sì. Poi le zampe come ce le ha? Secondo Secche me perché hanno resico, le palle di Mozart non fanno ingrassare solo in pancia, le zampette no. Quindi zampe secche e panza gonfia. Sì. Esatto. Ok. Voi Su avete questo degli siamo animali a d'accordo. casa? Un topo cane. di Praga. Sì, cioè sì. Un topo di Praga. Descrivicelo esattamente. Praticamente è simpatico, Fa ridere. fa ridere, cioè tu ti vedi questo topo amaranto con le zampette grasse, Con la pancia. con la pancia che mangia cioccolatino, non è? No, solo palle di Mozart. Solo Le palle quelle di mangia. Mozart. Vai a comprarle apposta là. Io sì, a va a Praga Praga, vado a per- comprare le palle di Mozart. Settimanalmente. Ok. Ma cosa beve il topo di Praga? Il topo di Praga, solo l'acqua del fiume di Praga. Infatti chiama? France. No, a parte gli scherzi, chi è il topo di Praga? Chi è il è? topo di Praga? Scusa, ce l'ha il tuo amico il topo di Praga. Vabbè, non ce l'hai mai vai. presentato. Allora, È timido, il Di topo volta Ah, subito. è timido. Tu hai detto che hai un animale a casa, vero? Sì, un cane. Un cane, che cane hai? È un di Praga. pincher. Un pincher. Sai che cos'è il topo di Praga? È No, il topo che c'è dentro un il cane. pincher. È un misto tra il pincher e il chihuahua. Semplicemente un incrocio. Ma Come cavolo hai fatto a sapere che era un pincher? Hai visto? E che ne so, il mio è un pincher. Semplice. Com'è il tuo pincher? È marroncino, molto tirrioso. Con le zampette anche lui? Quelle... Sì, tutte secche perché fanno ingrassare solo in pancia. Il mio è molto grasso perché anche a lui do solo le palle di Mozart. È un topo, tipo ha la faccia un po' allungata e gli occhi proprio a polpo. A polpo! Sì, è un piccolo polpo. C'ha un nasone, un naso aquilino. E c'ha la barba, un po' di barba. Quindi il topo di Praga è un animale. Stasera però si è tagliato i Ma quello l'ha capelli, detto lei, io non l'ho detto. Si è tagliato i capelli ed è qua quindi. No, Non c'è. Bene, va bene. Però allora, mi dispiace. come lo tratti questo cane? Oddio, lui vorrebbe uscire un po' più spesso, ma non esce tanto spesso. Quindi sporca in casa. Sì. Mamma si arrabbia. Mamma si arrabbia, la mattina è la cosa più bella, alzarsi e pulire la pipì. Ti è mai capitato di scendere dal letto? E cic! No, quello no. Però mi è capitato che la facesse sul letto, sì, La quello facesse sì. addirittura sul letto. Quindi, allora, riassumendo, tu hai un pincher, lui ha un topo di Praga. Se li facciamo Accoppiare. che cosa nasce secondo voi? un mostro. Secondo me è un chihuahua. Un animale cattivissimo. Alta pressione! Alta pressione!
Ragazzi, la puntata di Alta Pressione termina qui per oggi, ci vediamo alla prossima puntata, sempre su Teleregione, e ovviamente il topo di Praga è un cane, quindi Topo di Praga! Alta pressione. Alta pressione.